Francesco Giunta, cantautore, produttore discografico e ideatore di un progetto che sta ottenendo intanto un grande successo, un grande riscontro da parte del pubblico e dalla critica. Il progetto ha coinvolto anche Dori Ghezzi e la Fondazione De André. Siamo qui insieme anche ad Accursio Soldano, che è un giornalista, scrittore, mio amico e mi darà una mano in questa intervista, co-conduttore. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto. Parliamo di questo progetto di Francesco Giunta. Si tratta del riadattamento in siciliano dell'album La buona novella di Fabrizio De André. A curare il progetto c'è stato anche il cantautore e amico di Giunta, Edoardo De Angelis. Dico bene, Francesco? Certamente, sì, amico da antichissima data, tra l'altro. Ne parleremo. E poi dobbiamo anche racconteremo un po' di cose. C'è anche un cast prevalentemente al femminile e anche su questo dobbiamo fare quattro chiacchiere. Cominciamo cedo la parola ad Accursio, se no parlo Intanto grazie, buonasera, benvenuto Francesco Giunta, grazie a Annalisa Maugeri per avermi dato questa possibilità di intervenire in questa intervista. Perché io ho ascoltato la buona novella anche grazie alla Giunta, mi ha fatto pervenire il CD e cioè io ho l'abitudine di ascoltare i CD in maniera del tutto particolare. Ho ancora un vecchio stereo con le casse amplificatore, tutto vario. Però ho l'abitudine di ascoltare i CD in due modi. Cioè, la prima volta io tolgo, grazie a un equalizzatore, tutti i toni bassi e ascolto il CD solo con i toni alti. Poi faccio la stessa cosa, però togliendo i toni alti e ascolto solo i toni bassi. Dopodiché lo ascolto tutto nella sua interezza. E la prima volta che l'ho ascoltato sono rimasto veramente piacevolmente impressionato dalla sensazione di pace, tranquillità e bellezza che davano queste voci femminili, che io non conoscevo, bisogna ammettere, non conoscevo le donne che cantano questa buona novella. Ecco, io volevo chiedere a Francesco Giunta, questa è una grande intuizione, quella di riprendere la buona novella di Fabrizio De André e cantarla in siciliano. Non è una copiare la buona novella, non è il ricantare un CD o un disco di De André, è proprio fare un'operazione nuova con voci femminili e con una lingua nuova che è la lingua siciliana. Come è nata questa intuizione? Allora, intanto saluto tutti anch'io e vi ringrazio per l'ospitalità e per darmi modo di parlare di questo bel progetto. E ne parlo in termini positivi perché ormai da qualche tempo non è più soltanto mio, ma grazie all'arrivo, al contributo di tantissimi altri artisti e musicisti, è diventato fortunatamente un progetto corale, un omaggio corale, quindi Fabrizio De André, cosa che in realtà come ho scritto, come ho detto, in realtà non era in origine. Anzi, in origine questo progetto non doveva neanche essere un progetto pubblico, perché non è nato con l'intenzione di portarlo in scena. Io avevo fatto, come ho scritto, ripeto già in più occasioni, questo progetto è stato concluso dal punto di vista del riadattamento 13 anni fa. Per tanti anni è rimasto chiuso nei miei cassetti e nel mio cuore, come amo dire, perché, ripeto, è nato da un'esigenza intima, quasi personale, privata, no? Io avevo bisogno di rendere omaggio a quest'opera che mi ha formato dal punto di vista anche umano, io penso, no? Perché per quelli della mia generazione tante cose di Fabrizio De André venute fuori in anni difficili sono state opere di formazione sostanzialmente, no? Quindi sentivo bisogno di rendere omaggio a tutto questo e quindi in assoluta solitudine e in casa mia ho fatto questo riadattamento. Poi per diversi motivi, in qualche modo le pressioni affettuose di molti amici mi hanno chiesto di renderlo pubblico
È venuta fuori questa idea di affidarlo appunto a una compagine interamente al femminile ed è diventato quello di cui adesso stiamo parlando. Quindi è una genesi, una gestazione lunga, diciamo, di tutto questo, che forse anche per questo in un qualche modo sta dando dei risultati interessanti. Ecco, non è nata come un'operazione da mettere in scena come musica da consumo, no? È nata a radici profonde. E l'idea di affidarlo a una compagine al femminile sta nella grande intuizione di Fabrizio di incentrare la sua narrazione della vicenda di Gesù Cristo intorno alla figura di Maria e delle tre madri intorno alla croce, no? Quindi questa storia va raccontata, ed era una cosa che lo stesso Fabrizio riteneva, secondo me, va raccontata da voci femminili. Poi, se vuoi, posso raccontarvi anche come mai queste voci e non altre, diciamo, E perché... questa è una domanda interessante, questa è interessante da capire. Prima di arrivare a questo, Sì, io volevo sapere, intanto è stato difficile riscrivere queste opere, tradurle, diciamo, in siciliano, perché poi il siciliano è una lingua complessa, anche particolare. ma ecco lì, come dire, la mia idea, c'è differenza tra tradurre e riadattare, no? Tu puoi tradurre da una lingua all'altra utilizzando gli stessi vocaboli, fai un'operazione di mera traduzione cercando di afferrare il significato che c'è nell'altra lingua. Io invece ho sentito il bisogno di riadattare in siciliano e quindi spesso di utilizzare metafore e parole diverse di quelle che usa lo stesso Fabrizio, perché la mia intenzione era rimanere fedele alla sua intuizione poetica, alle sue idee, quindi ridare in siciliano ciò che lui diceva, ha pensato e scritto in italiano. Quindi, in un certo senso, come si può dire sinteticamente, ho inteso tradurre senza tradire, ridire esattamente ciò che Fabrizio voleva dire. Ecco perché questa versione che appunto poggia su altre parole, anche perché il siciliano ha non solo un suono, ma anche una struttura diversa dal punto di vista della costruzione delle frasi. Quindi è stato difficile, difatti, restare fedele è stato difficile. E questo lavoro di riadattamento è durato quasi un anno, diciamo, non è avvenuto dall'oggi al domani. Ecco. Ecco, a proposito di quello che dicevi tu, che adesso ci hai messo curiosità, a me sicuramente anche la nostra Annalisa, la scelta di queste voci, come è nata? Beh, allora la scelta, diciamo, delle voci è nata dal fatto che intanto io queste voci le conoscevo tutte, diciamo, dal punto di vista timbrico, dal punto di vista professionale, tutte rispetto alle voci di origine tranne una, tranne quella di Alessandra Ristuccia, ma con Cecilia Pitino, Laura Mollica, con la stessa Giulia May, che sono appunto insieme ad Alessandra, sono le prime 4 voci del riadattamento che fanno parte del primo vinile che abbiamo pubblicato. Avevo già lavorato. Della voce di Alessandra Ristuccia ne avevo notizie attraverso una sua canzone che lei pubblicò 7-8 anni fa, credo, che si intitola Cori Niuru, che mi ha colpito, questa voce scura, misteriosa, mi ha colpito terribilmente. Allora, siccome l'intento era quello di mettere insieme 4 voci che avessero ognuna una loro personalità, come sappiamo poi se ne è aggiunta una quinta adesso, ma intanto queste 4 voci che avevano ognuno una personalità per raccontare le varie atmosfere, i vari momenti che ci sono nella buona novella, perché la buona novella è una narrazione complessa, no? Che attraversa diversi stati d'animo. Si passa dalla gioia di Ave Maria al dramma profondo di Via della Croce fino a poi a Tre Madri, no? Quindi era necessario avere più timbri a disposizione per raccontare questo ventaglio di emozioni. Ecco perché queste voci. E considerate che di queste voci adesso Laura vive a Palermo, Giulia vive a Milano, Cecilia Pitino ed Alessandra vivono a Modica, Valeria Graziani fortunatamente seppure vive a Palermo, quindi diciamo è gente che viene da lontano e si riunisce ogni volta per fare buona novella, quindi una scelta mirata, voluta proprio così, insomma, ecco, nonostante le distanze. Avete cominciato portando questa nuova versione in concerto al Teatro Segesta, no? E c'è stato Al Teatro Antico, sì. un grande apprezzamento da parte del pubblico.
Sì, intanto è stato lo spettacolo di chiusura del Segesta Teatro Festival e abbiamo fatto il tutto esaurito in pratica, è stata una cosa di grande emozione, anche perché l'accoglienza del pubblico è stata davvero calorosa, come dire, seppure ci speravo, non pensavo che ci fosse questo immediato riscontro, anche perché abbiamo avuto inizialmente molti problemi per via del vento, c'era un vento tremendo che ha rischiato tra l'altro di far saltare il concerto, quindi siamo stati lì un po' in tensione, diciamo, ma nonostante questo, forse anche grazie a questa tensione, il riscontro è stato davvero notevole e adesso riprendiamo di fatto. Allora, è un progetto questo che praticamente la prima volta è nato già nel 2021, ho visto la luce nel 2021, giusto Sì, con allora, dal la punto di vista... pubblicazione del vinile. Sì, E poi tu l'hai presentato prima, l'hai presentato all'Officina delle Arti di Roma, se non vado sì, errato, e poi al MEI di Faenza. sì, sì. È praticamente è un progetto che va avanti ormai da 2021, 2022, 2023. Questo successo però, come è stato a Segesta, te lo aspettavi? No, ma ecco perché intanto c'è da precisare una cosa, dal 2021, dal luglio, il primo luglio 2021 è stato il primo evento pubblico in cui abbiamo presentato a Palermo il vinile con Dori Ghezzi che era con noi a presentare questa cosa e poi ci sono stati appunto questi altri appuntamenti che hai ricordato tu a Curzio. In realtà in questi 2 anni il progetto è cresciuto, è maturato, nel senso che in questi 2 anni abbiamo costruito, ecco, per esempio, intanto un nuovo allestimento musicale che prima non c'era. Poi c'è un prologo che mancava nella prima parte, perché in un certo senso la prima parte di questi 2 anni sono stati dedicati al verificare se cantare in siciliano la buona novella era una cosa davvero fattibile o meno. Quindi ancora prima di investire energie in altri aspetti come l'aspetto musicale, l'allestimento scenico, l'abbiamo portato in giro come recital, ecco, della parte cantata in siciliano, diciamo, no? Quindi senza nulla aggiungere. Quindi in questi 2 anni in realtà poi questo progetto è cresciuto ed è diventato quello che è adesso, che è un concerto a sé stante, che ha un suo prologo, un suo sviluppo musicale, ci sono anche degli interludi dovuti a un nuovo collaboratore di Buona Novella che è un musicista romano giovanissimo di 30 anni, si chiama Alberto La Ruccia, che ha fatto un lavoro straordinario per pianoforte, violoncello, glockenspiel e percussioni. Quindi da quel disco adesso viene fuori un progetto, diciamo, che ha musicalmente qualcosa di diverso. Allora, magari intanto diciamo che c'è in programma un altro evento a Palermo. Allora, diciamo, questo successo così affettuoso, così caloroso, così entusiasmante di Segesta ci ha portato a decidere di replicare immediatamente questo nuovo allestimento, farlo in teatro e lo faremo al Teatro Jolly di Palermo 8 e 9 di novembre per registrare dal vivo questo nuovo allestimento e farne un nuovo vinile da pubblicare l'anno prossimo. Noi contiamo di uscire già in gennaio per ricordare Fabrizio e il suo capolavoro nel 25° anniversario di quella che chiamo l'inizio della sua smisurata assenza. Quindi siccome l'anno prossimo saranno 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio, vogliamo rendergli omaggio registrando questo nuovo allestimento e pubblicandolo.
siciliano è interpretata in voce da Laura Mollica, Valeria Graziani, Alessandra Restuccia, Cecilia Pitino e Giulia Mei, accompagnate da Beatrice Cerami al pianoforte, Daniela Santamaura al violoncello, Virginia Majorana alle percussioni e Federica Russo al glockenspiel. Insieme a loro alle percussioni Alberto Laruccia, che dirige ed è l'autore dell'arrangiamento. La produzione artistica è di Edoardo De Angelis, scene e luci di Maria Cristina Di Giuseppe, ingegneria del suono di Giuseppe Greco. Ti volevo chiedere, voglio dire, omaggio a Fabrizio De André, che tu pensavi doverosamente di dover fare, anche perché insomma è stato uno dei grandi della musica italiana, no? Però perché proprio La Buona Novella? Cioè c'erano tanti piedi di dentro, penso per esempio a Non all'amore né al denaro né al cielo, penso alla storia Certo. di un impiegato, per esempio, no? Storia di un Sì, impiegato che è sicuramente uno degli album più belli, anche come con no. la partecipazione di grandi poeti come Gregory Corso, che è addirittura nelle note di copertina. Ecco perché proprio La Buona Novella. Allora, perché intanto La Buona Novella è uscita nel 1970, quando io avevo 18 anni, ed erano per me anni come per tutti quelli della mia generazione, anni difficili, perché cominciavano gli anni di piombo, cominciavano anni in cui davvero ci si poteva perdere, avendo 18 anni, no? Tu potevi finire chissà dove in quegli anni. E allora La Buona Novella si è accesa come un faro, io dico per me, no? Per me come per tanti altri. E quindi è stata una sorta di guida che mi ha sostanzialmente insegnato, al di là della narrazione che Fabrizio fa della vicenda di Gesù Cristo, diciamo, no? Che ha comunque un suo valore emblematico fortissimo, ma l'idea che si potesse avere a che fare con la musica per scrivere parlando a quei livelli. E quindi è un po', come dire, è stata l'opera che mi ha portato a cantare e a scrivere meglio, a scrivere e poi cantare. Tutto questo prima in italiano. Io per moltissimi anni, quando ero giovane, ho scritto in italiano sull'onda, diciamo, di questa grande emozione. Poi ho fatto la scelta di scrivere in siciliano, ma quella è un'altra storia a cui sono comunque legato. Quindi, ecco, per me la Buona Novella rappresenta sostanzialmente l'inizio di tutto questo. E Questo è uno studio che non metta mano prima o poi anche alle altre cose. Non vorrei che qualcuno la prendesse come una minaccia, comunque. hai parlato poco fa di Dori Ghezzi, che ha Sì. accolto questo progetto con grande entusiasmo, anzi l'ha definito un atto d'amore, questo riadattamento. Sì, assolutamente sì, perché evidentemente, come dicevo prima, questo riadattamento io l'ho tenuto nel cassetto per oltre 13 anni, perché non doveva essere pubblico. Quando poi doveva diventare pubblico, prima di pubblicarlo, di portarlo in concerto, ancora prima di stamparlo, era necessario avere l'autorizzazione dell'editore, dell'autore originale, quindi necessariamente l'autorizzazione di Dori Ghezzi, diciamo, no? Quindi è stata cercata anche non solo perché fa piacere sapere appunto se viene approvato o meno, ma anche dal punto di vista, diciamo, strettamente legale ci vuole l'approvazione dell'editore originale. E quindi io l'ho mandata insieme ad Edoardo De Angelis, che abbiamo definito per molti mesi ministro degli esteri della Buona Novella, no? Perché quando tutto questo cominciò, qualcuno diceva: ma questo è un progetto regionale, questo è un progetto che non può andare al di là dello Stretto di Messina o del Foro Italico a Palermo, no? Questo è un progetto che girerà tra noi. E allora, siccome un po' questa cosa poteva essere temuta, abbiamo nominato Edoardo De Angelis ministro degli esteri di Buona Novella, degli esteri rispetto alla Sicilia, diciamo, no? In realtà Edoardo è il produttore artistico adesso di tutto questo, diciamo. Abbiamo fatto una registrazione, diciamo, un primo appunto di questa Buona Novella, l'abbiamo mandata grazie al tramite di Fabrizio a Dori. Dori l'ha ascoltata, si è sentita con Edoardo De Angelis e, come racconterà poi la stessa Dori in teatro qui a Palermo, come ha raccontato poi parlando, perché ci sentiamo adesso, spesso capita di sentirsi, lei si è commossa in 4-5 punti, ha anche ammesso di aver pianto
pur non comprendendo interamente il testo, chiaramente risuona il testo originale mentre uno ascolta ti torna, diciamo, no? Ma ecco, lei facendo questa specie di, avendo questo binario parallelo tra l'originale e il siciliano, si è emozionata in alcuni momenti alle lacrime, perché l'emozione forte che viene dalle voci di Cecilia, di Laura, di Alessandra è tale, è tale che appunto è stata coinvolta e non ha avuto esitazioni dopo il primo ascolto a darci l'autorizzazione a pubblicarlo. Questo è quello che lei stessa ha dichiarato, perché ha subito definito quella frase che dici: la buona novella in siciliano è un atto d'amore. È stata la prima valutazione che Doria dà, perché non ha ancora, ritirato, insomma. Fortunatamente, diciamo. Quindi ecco, questa è la presenza di Doria. Difatti sia il primo vinile, insomma, un po' che tutta la comunicazione che facciamo mantiene ancora questo riferimento alla fondazione De André, che in qualche modo ci avvicina. Ecco, però il discorso che hai fatto tu adesso, che è veramente interessante, dimostra quanto sia difficile fare musica in Sicilia. C'è sempre la paura di non poter andare al di là dello stretto di Messina. Anche se il lavoro è importante, se la musica è importante, se siamo in un bacino mediterraneo pieno di storia, di cultura e di musica, viene sempre l'ansia di non riuscire ad Eh, andare al di là dello stretto. Ma da un lato è l'ansia, come dire, una sorta di convinzione nascosta di essere tra gli ultimi, no? Nel panorama nazionale. Ma da un lato, dall'altro c'è anche la distanza fisica, che non è poca cosa. Cioè noi siamo davvero alla periferia di tutto ciò, o dei posti in cui tutto può succedere. A Roma, Milano, Bologna, può succedere di tutto. Possono sentirti cantare, portarti in uno studio e produrti. Qui è difficilissimo che tutto ciò avvenga. Ma quindi da un lato c'è anche una sorta di complesso di inferiorità da parte di molti artisti e di molti musicisti che operano. Dall'altro c'è proprio un fatto fisico di distanza che oggi, forse grazie ai social, come dire, diventa meno impegnativo. Ma devo dire una cosa a riguardo di Buona Novella. Quando noi abbiamo pubblicato il primo vinile nel 1° luglio del 2021, abbiamo stampato soltanto 500 copie numerate, tiratura limitata, perché voleva essere un omaggio all'opera originale, no? Bene, la maggior parte di queste copie del vinile non sono state vendute in Sicilia, contrariamente a quanto ci aspettavamo, ma sono state vendute fuori dalla Sicilia, al nord. E diciamo, non sono state vendute solo a emigrati siciliani a Torino, Milano, assolutamente no, perché quando ti arriva un cognome come Bravin, Calin, Dolin, ti arrivano cognomi strani, insomma, ti rendi conto che non sono siciliani, no? E questa è una singolarità, diciamo, no? Cosa dimostra questo? Che c'è forse scarsa attenzione ultimamente da parte dei siciliani proprio rispetto ai progetti che sono in siciliano? Non so, questo è una cosa che ancora non riesco a spiegarmi. Questa scarsa attenzione dei siciliani rispetto ai concetti dei siciliani c'è stata una cosa cronica che praticamente noi ci portiamo appresso. Devi trovare, come adesso, tanto per fare una parentesi, devi Sì, trovare qualcuno illuminato come può essere Roberto Sottile, che dà un esatto. valore reale alla musica e al dialetto siciliano, no? Assolutamente sì. Roberto, tra l'altro, come ho scritto nei supporti di Buona Novella, Roberto è stato determinante in questa Buona Novella in siciliano. Roberto purtroppo non c'è più con noi, ma c'è sempre, diciamo, nelle cose che facciamo, perché come tu dici giustamente, forse è il siciliano, ma meglio, è l'intellettuale siciliano in una posizione, come dire, tale da poter dare visibilità a tutto questo, di essersi occupato di canto in siciliano ad altissimi livelli. Tutti quelli che hanno a che fare col canto in siciliano devono a Roberto Sottile tantissimo, perché le sue pubblicazioni sono state fondamentali, determinanti, come appunto giustamente sottolineavi tu adesso. Allora, prima di concludere, intanto ricordiamo quindi prossimo appuntamento al Teatro Jolly di Palermo. Appuntamento al Teatro Giorgio di Palermo al giorno 8 alle 21 e giorno 9 alle 18:30 per chi viene da fuori Palermo. Perfetto.
Prossimi progetti in cantiere, qualcosa di Allora, il nuovo? prossimo progetto in cantiere è con la pubblicazione di questo vinile che registriamo 8 e 9. Quindi io posso ancora dire una cosa: il primo vinile l'abbiamo pubblicato chiamando a raccolta quelli che noi chiamiamo ancora adesso amici per buona novella. Amici che vogliono stare vicini a questo progetto e quindi che non sono soltanto amici della buona novella in quanto tale, ma amici per buona novella perché questo progetto può servire davvero a tante cose. Una delle cose che sostengo è che questa può essere un'occasione per dimostrare ancora una volta che il nostro dialetto, la nostra lingua, come se la si vuole chiamare, il nostro accoppiamento di dialetti, è la lingua della nostra cultura migliore, non è affatto, solo accidentalmente, è la lingua dei mafiosi e dei delinquenti. E quindi uno dei motivi per cui insisto in questa idea di andare avanti con questo progetto è anche questo. Quindi ripubblicheremo, chiameremo ancora una volta a raccolta gli amici per buona novella per pubblicare questa nuova versione l'anno prossimo in occasione del 25esimo della smisurata assenza di Fabrizio. E l'anno prossimo ci rivedremo qui con Annalisa Maugeri a fare un'altra intervista. Ma Sicuramente. per me sarà un piacere e vi ringrazio di cuore davvero di avermi dato occasione di parlare di tutto questo e spero davvero di rivedervi. Come ti dicevo, un blog che si chiama Sicilia Buona non può non occuparsi di un progetto del genere perché No, ti ringrazio davvero, è stata una cosa piacevolissima e Accursio sa che le sue parole mi hanno commosso perché la cosa più importante di tutto questo è questo. Ecco, quando io ho fatto questo riadattamento, come dicevo, non pensavo ad una cosa pubblica, sia perché sentivo questo bisogno intimo, ma anche perché non si può nascondere, non è da nascondere. Temevo di essere considerato presuntuoso, arrogante, di voler salire sulle spalle del gigante e non essere più nano, no? Quindi avevo questo timore. Adesso il fatto che adesso questa buona novella sia uscita con un progetto corale in cui ci sono le voci delle donne che lo rendono una cosa completamente diversa da quello che sarebbe se fossi a cantarla, no? Sarebbe una cosa completamente diversa. C'è l'intervento di La Ruccia, la direzione di Edoardo De Angelis. Il mio nome si è diluito all'interno di tutti questi altri nomi e quindi sono forse finalmente al riparo, diciamo, no? di questa accusa di arroganza o di presunzione nel voler riadattare la buona novella. Quindi il fatto che sia diventato un omaggio corale è la cosa che mi rende più felice. Per cui quando Accursio diceva le voci delle donne sono la prima cosa che mi hanno impressionato, lui questa cosa me l'ha scritta prima, l'ha detta adesso, me l'ha anche scritta. Io mi sono commosso perché questo testimoniava una volta e per tutte che il mio nome era diluito, era all'interno e non c'era più il rischio di essere considerato arrogante. Perché, ripeto, tutto per me è nato per amore del maestro. Quindi essere frainteso in tutto questo sarebbe stata la condanna più dura per me, diciamo. Ecco. Non so beh, se ho retto o se ho... assolutamente no. Il risultato, diciamo, che ha confermato la tua intuizione e la volontà di fare qualcosa di grande e non per se stessi solamente. Quindi questa è la dimostrazione più grande. Noi ti ringraziamo, non so, vuoi aggiungere qualcosa a Curzio? No, è tutto a posto, ma è inutile dire che io di Giunta ho una grande ammirazione, ho ascoltato anche altri CD, i due precedenti, e quindi conosco il valore di un Grazie. musicista come Francesco Giunta. Questa opera che lui poi ha fatto è qualcosa di veramente straordinario, è una cosa che fa bene non solo a chi ama la musica, ma a chi ama la Sicilia. E quindi da questo punto di vista io credo che Francesco Giunta sia solo da ringraziare. Grazie, grazie di cuore a voi per tutto quanto, davvero, grazie. Grazie a te Francesco, ci vediamo a Palermo. Ok. Buona Sicilia buona a tutti noi allora, ok? Buona Sicilia Grazie. buona. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao.